dopo il successo per lo speciale su Natale, abbiamo deciso di realizzare anche lo speciale sul Capodanno. Andiamo! Come passerai quest'anno il Capodanno? A casa. A casa, non esci? Sì, vabbè, di notte poi a vedere i fuochi se li fanno. E i petardi? Non ne metto, non sono una di quelle che mette petardi. Sicuramente li accenderanno i tuoi amici. Sì, loro sì, assolutamente. Natale con i tuoi, Capodanno con chi vuoi. Dove festeggerete quest'anno il Capodanno, ragazzi? Probabilmente festeggeremo in giro, poi magari andremo da qualcuno a finire in bellezza, diciamo. Vedrete i fuochi d'artificio? Dipende, sicuramente con gli amici, cioè sì, li vedremo. Se siamo in giro li vediamo, a meno che non ci tappiamo gli occhi. E le fidanzate? Ecco. Questa sarà dura, questa sarà davvero dura. Allora andrete a cercare la fidanzata a Capodanno. Cerchiamo. Con chi passerei quest'anno il Capodanno? Con gli amici. Con la fidanzata? Niente. E vai a vedere i fuochi d'artificio? No, No, perché non c'è la fidanzata. Niente fuochi d'artificio. perché stiamo a casa degli amici e basta. Quest'anno come passerai il Capodanno? Ma in famiglia, come tutti gli anni. Lo passiamo tranquillamente con i giochi tradizionali e mangiando bene. E cosa mangerete? Ma molto leggero, penso porcetto, agnello, queste cosine qui. Le lenticchie ci saranno sempre? Le lenticchie le lasciamo ai piemontesi, non ci piacciono. Come passerà quest'anno il Capodanno? In famiglia? Si divertirà? Sì. Fuochi d'artificio? Anche? Sì, li vedrò. Li vedrò dal mio terrazzo. Ha già comprato i petardi? No, sono pericolosi. Joséphine Blanche, robe rouge et noire, amoureuse folle du reflet dans le Capodanno la scelta è molto probabilmente un camper con amici e un giro. I fuochi d'artificio non li vedrai? No, penso di non stare da alghero. E i petardi però? Petardi, non esageriamo, i mini ciccioli, le micette come quando eravamo ragazzi. Come passerà quest'anno il Capodanno? Il Capodanno lo passerò con gli amici fuori dall'Italia, a Lisbona. Finalmente dopo un anno di duro lavoro un po' di relax che non guasta. Come passerai quest'anno il Capodanno? Come lo passiamo? In campagna, In campagna, appartamento. E cosa mangiate? Lenticchie? lenticchia. Cotechino lenticchie, Alessa. Porcetta. Cotechino lenticchie. Porcetto forse a Natale. E spumante. È bello. Anche spumante. Birre? No, ho smesso. I fuochi d'artificio? Artificio. No, non ce la faccio a guardarmi, sono in campagna. Allora scoppiate un paio di petardi. Sì. I'm gonna make you move to the latest groove. Suoni qualcosa per Capodanno? No, il 29 suoniamo, ragazzi, il 29 suonano il Tortuga. Yeah. A cadere ancora mangiavo. Mangem las lenticchias, baiem luvi, lupeu de polchi, lutacchi, Cappuccio di ragioni. un cappuccio di angioni. Cosa fai quest'anno a Capodanno? No, non lo so. Vedi i fuochi d'artificio? Può darsi. E tu cosa fai a Capodanno? Vado a guardarmi i fuochi d'artificio. E i petardi? No, non sono bambino. E tu cosa farai a Capodanno? Fuochi d'artificio. E i petardi? E le lenticchie? Anche. E le lenticchie tu le mangi? No. E i soldi allora non arrivano? Pazienza. E dove andrai a Capodanno? Giro. I fuochi d'artificio quindi li vedi? E i petardi? No, non mi interessa. Cosa
Cosa farà a Capodanno? A Capodanno andiamo tutti quanti in campagna di Mirko Calisai e dobbiamo mangiare la pizza, non so, vediamo un po'. Grande Mirko, eh. E le lenticchie? Le lenticchie ce l'abbiamo. Dai, basta. Come passerà quest'anno il Capodanno in famiglia? In famiglia quest'anno, in famiglia qui, in piazza, in giro. A vedere i fuochi? Nipoti sì, li ho all'estero però, non li ho qua. A vedere i fuochi d'artificio ci va? A vedere i fuochi? Certo che ci vado a vedere i fuochi. I petardi? I petardi non ce l'ho. No, non li sparo i petardi. Cosa farai a Capodanno? Penso di andare a Cuba. A divertirti con gli amici? Sì, E a Cuba si mangiano le lenticchie. penso di no. Quindi niente soldi quest'anno? No, si fa con i soldi perché se no il viaggio non esce. Young man, I was once in your shoes. I said I was